a benedire gli animali, quindi ancora di più mi fate innamorare di queste belle creature. E allora con sentimenti di lode e di ringraziamento al Signore vogliamo umilmente metterci sotto il suo sguardo e rispondere ad ogni invocazione: quanto sono grandi le tue opere, Signore. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che provvedi il cibo a ogni essere vivente. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che hai messo gli animali a servizio dell'uomo come aiuto nella fatica quotidiana. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nei gigli dei campi e negli uccelli dell'aria ci hai dato un segno della tua bellezza e della tua provvidenza. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che nell'agnello pasquale ci hai dato l'immagine del tuo Figlio, nel quale possiamo chiamarci ad essere tuoi figli. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, che per mezzo degli animali domestici ci doni sollievo e compagnia. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Sii benedetto, Signore, per tutte le tue creature che ci invitano a cantare la tua lode. Quanto sono grandi le tue opere, Signore. Preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, fonte di ogni bene, che negli animali ci hai dato un segno della tua provvidenza e un aiuto nella fatica quotidiana, per intercessione di San Francesco, fa che sappiamo servirci saggiamente di essi, riconoscendo la dignità e il limite della nostra condizione umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, primizia della creazione nuova e fonte di ogni benedizione. Pane. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, un applauso. Ringraziamo il Signore.